Ciao a tutti, come promesso siamo in live, metto anche la wifi così almeno la ricezione è migliore. Dunque, avrei dovuto fare questa live direttamente sul computer, il problema è che il computer si è bloccato perché è necessario avere un software per poter trasmettere la live. Quindi ho dovuto bypassare il video, la live direttamente sul cellulare per omettere questo problema. Mi dispiace che ci sia stato questo piccolo intoppo, questo piccolo problema. Infatti quello che faremo è chiudere questa live per iniziarne un'altra, di modo che ci sarà la possibilità di proiettare il video che ho preparato. In questo video ci sono prima io che spiego il vero significato di amore incondizionato che viene trasmesso dai Beatles nella canzone All You Need Is Love, e poi seguirò io che canterò All You Need Is Love come ho pubblicato qualche tempo fa appunto su Facebook. Dunque, ho voluto fare questa live, dedicarla all'amore incondizionato, perché capita spesso che le persone comunque siano confuse e mi chiedano che cosa è realmente l'amore incondizionato. E quello che penso che All You Need Is Love possa descrivere molto bene il senso di amore incondizionato, e infatti penso anche che sia la canzone più fraintesa e sottovalutata nella storia della musica. Qualche anno fa, quando ero giovane, la trovavamo nelle trasmissioni di Stranamore con Castagna. Chi è datato, chi ha almeno 35 anni, si ricorderà la trasmissione. Parlava di coppie che si disunivano e Alberto Castagna le rimetteva insieme. In realtà l'amore incondizionato, così come la canzone All You Need Is Love, non c'entra assolutamente niente con il senso di amore della coppia. Tante volte quando si parla di amore incondizionato dico tutto ciò che è scientifico e che stiamo scoprendo in realtà è amore incondizionato. Per esempio la Luna gira intorno alla Terra e spende 29 giorni per fare un giro completo attorno a tutta la Terra. Questo è amore incondizionato. Il Sole tutti i giorni ci dà luce e calore. Questo è amore incondizionato. Così anche come tutti i problemi che vengono nella vita, in realtà è amore incondizionato. E vengono perché patiamo una sonnolenza dalla quale non ci vogliamo svegliare e vogliamo molto molto credere che abbiamo la giusta via dentro di noi, sappiamo qual è il giusto, cioè sappiamo che cos'è il giusto, sappiamo cos'è lo sbagliato, e non vogliamo ricrederci e non vogliamo ritornare alle leggi naturali. Perciò la vera difficoltà nella vita in realtà non è imparare, ma disimparare le convinzioni che hanno condizionato il nostro modo di guardare e di vivere la vita. E perciò è importante che semplifichiamo il nostro percorso di vita mettendo in discussione ciò che siamo convinti sia certo. Quando faremo questo, allora ci metteremo in una posizione di accettare l'amore incondizionato della vita, dei ritmi biologici, delle leggi universali, per cambiare e per diventare delle persone migliori. Nel video spiego che questo c'entra molto con il lavoro che faccio, perché i conflitti psicologici non sono altro che delle distorsioni psicologiche che ci portano a pensare che stiamo soffrendo, ma con la ragione di farlo. Per esempio, il mio fidanzato ha la tendenza a guardare tutte le ragazze, lo dico perché lavoro con tante donne, e quindi io ho ragione che lui è maleducato, ho ragione nel dire che lui non è moralmente giusto. Nel momento invece in cui capiamo che il maschio in natura è un essere che è spinto dal suo piacere, dalla sua tendenza a dover spargere il seme, e accettiamo questa informazione come legge universale, non soffriamo più. Ma per farlo dobbiamo lavorare sul conflitto psicologico.
Dobbiamo andare indietro nel passato e capire quando questa idea è diventata una certezza e quando l'anima animale ha distorto la sua idea di percorso, di cammino e ha deviato la via. Per questo dico tante volte che che quello che faccio io non è un percorso psicologico e non è neanche un percorso fisico. Nonostante il percorso riesca ad aggiustare dei conflitti psicologici o dei punti di vista e a mettere a posto in modo naturale un disturbo fisico, non viene fatto per quello, ma viene fatto perché la tendenza, anche la tendenza animale, è quella di raggiungere uno stato di equilibrio e di felicità. A tal punto che quando non siamo in una strada di felicità, il nostro corpo, che è animale, risponde con disturbi fisici e risponde con conflitti psicologici. Perciò è importante accettare l'amore incondizionato dell'universo, della vita. È importante accettare gli eventi avversi che ci fanno male per comprendere dove stiamo andando, chi siamo e cosa siamo venuti a fare alla vita. Purtroppo sono costretto a chiudere questa live per aprirne un'altra e trasmettervi il mio video dove ci sarà spiegato appunto un esperimento che è stato fatto con la sola meditazione trascendentale del maestro Maharishi nel 1960, quando era più conosciuto come il maestro dei Beatles. È un grande esperimento scientifico, in realtà sono due, e dopodiché ci sarò io che canto All You Need Is Love. Ringrazio tantissimo tutti quelli che mi stanno seguendo nel mio lavoro, nella mia missione. Mi rendo conto che mi date tanta energia e tanta motivazione nel continuare, perché vedo tante risposte positive, tanto cambiamento e tante persone felici di potersi liberare di concetti e punti di vista distorti. Grazie mille, rimanete qua, rimanete sulla pagina e tra un po' comincerà il mio video. Ricomincio subito una diretta, anzi ve la faccio anche vedere. E qui, ok, e qui nel computer devo solo fare così. Beh, diciamo che magari, ecco, forse è qui, ecco, trasmetti in diretta, ecco qui. E ricomincerò subito una live, quindi rimanete in diretta, rimanete su questo canale. Se non siete su questo canale potete andare sul mio profilo e lì potete seguire la diretta. Vi ringrazio tutti, se volete contattarmi scrivetemi pure su Messenger e il mio numero di telefono per cominciare un percorso di liberazione è 392 11 99688. Grazie a tutti e ci vediamo sul video. Ciao ciao!